Un buongiorno e ben ritrovati cari amici, oggi andiamo a fare un giretto qua sempre nel solito amato Friuli Venezia Giulia nel Monte Sacro Lussari. È da qualche anno che volevamo andare, cogliamo l'occasione oggi visto che non possiamo fare tantissimi chilometri e andiamo a visitare questo magnifico borgo situato in cima alla montagna. Ovviamente non ci si arriva su con le moto, bisogna prendere la cabinovia perché il percorso a piedi sarebbe distruttivo per il nostro fisico a salsiccia. Ci sono, mi sembra di aver letto, 5 ore di cammino dal parcheggio a basso e 10 minuti invece con la cabinovia. È molto più salutare la cabinovia. Adesso andiamo a prendere Giorgio e Dolores, ci vediamo dopo e sigla! Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Ed eccoci a percorrere la statale 13 che qui nell'Alta Carnia diventa la Giulia Augusta in direzione Tarvisio. Mancano 15 km a Tarvisio, per fortuna qui a Ponteppa la temperatura è un po' calata, sono 30 gradi, ma l'aria è leggermente più fresca. Poco fa c'erano 32-33 gradi e era da morire. Siamo arrivati nel parcheggio della frazione di Campo Rosso e adesso troviamo un parcheggio per parcheggiare le moto. E siamo arrivati alla telecabinovia. Siamo saliti sulla cabinovia e adesso andiamo in su verso il Monte Lussari. Siamo arrivati! Guarda che spettacolo di visuale! Senti che arietta fresca! Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Essere arrivati in questo posto sembra quasi un privilegio. E adesso facciamo andare su il gatto. Meglio stare attenti al cane. Rimesso a riposo il gatto, andiamo a farci una bella passeggiata tra i vicoli del borgo. Darkest days and there's smoke in the Ce l'hai? higher. I colori e i profumi in questo borgo si mescolano in un cocktail inebriante. Million miles in the fire.
I've been on my own, lost my way back home and been La vista che si ha da questi terrazzamenti è una cosa veramente unica. time has come laying all Riprendiamo la cabinovia per ridiscendere dal Monte Lussari. I surrender. Find me in the open. Non lo so il perché, ma un'esperienza così ti riempie veramente l'anima. Nothing left unspoken. No, I am here. Ripartiamo da Tarvisio per tornare a casa e Giorgio conosce una strada. Seguiamo lui così ci fa fare una strada nuova. Arrivati a Pontebba, teoricamente prendiamo la Studena, che è una stradina molto piccola che ci porta fino a Paolaro. Ci passa sotto il ponte che va su sul Pramollo. Ti ricordiamo che iscriverti al nostro canale non ti costa nulla, ma per noi dà un grande supporto. Qua c'è un gradino. L'asfaltatura devo dire che non è proprio delle migliori. È un po' rotta la strada. È incazzata. Parcheggio mucche, ma non si può parcheggiare le mucche dove si vuole. Dobbiamo stare attenti di schivare le cacche. E da qua si va su verso l'Austria, sul passo Polentin. E ripartiamo in direzione Paolaro. E lungo la strada per l'ennesima volta ci fermiamo ad ammirare questa magnifica cascata. Scendiamo verso Paolaro lungo questa magnifica strada, però con una piccola deviazione. Che spettacolo di posto! Buongiorno anche qua. Sì, sei arrivati anche noi. Appena un po' di aria fresca, bello qua. Sì. Se arriviamo giù, arriviamo direttamente a Paolaro. Ci fermiamo a farci 2 gavettoni qui alla cascata di Salino e poi ripartiamo in direzione Passo Rest. Avevo ragione di preoccuparmi per Giorgio.
Anche se verrà un po' tardino, scendiamo per il Passo Rest, così quando arriviamo verso casa chissà che le temperature si siano abbassate, perché qui in zona Villa Santina ci sono ancora 32 gradi. E si inizia il mitico Passo Rest. Dalla Val Tramontina, ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima e intanto grazie comunque di essere stati in nostra compagnia fino ad ora. Ci vediamo alla prossima e ciao! Ah cacchio, ci eravamo dimenticati del lago di Redona. Adesso veramente, anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per essere rimasti in compagnia con noi fino ad ora e per l'ultima volta oggi vi salutiamo. Ciao!